Nuovo record in kayak per i sandonatesi Roberto Barbieri e Riccardo Cuzzolin. Vediamo ora il servizio. È andata bene, siamo riusciti ad abbassare di 2 ore e 1 minuto il primato precedente. Abbiamo pagaiato con ritmi che ha superato i 5 nodi e mezzo in alcuni tratti, sempre con ritmo costante sopra le 70 pagaiate al minuto in acqua. La prima parte della traversata è stata positiva e la seconda ci ha impegnato di più con correnti contrarie, con un vento fastidioso sul golfo di Portorosa. Comunque è andata bene, siamo soddisfatti. 3, 2, 1, 0. La partenza è stata splendida perché per le prime 12 ore abbiamo avuto condizioni del mare ideali, mare calmo e tutto era perfetto. Dopo 12 ore, ovvero col sopraggiungere del buio, abbiamo incominciato ad avere un po' di vento e correnti contrarie e quindi le ultime 12 ore e mezza sono state un po' un inferno. Però siamo riusciti comunque a fare una buona prova, credo, infatti i numeri lo dimostrano, no? 24 ore e 35 è un ottimo tempo. Periodi di crisi a metà notte, intorno alle 2, è il momento in cui c'è ovviamente un calo delle prestazioni legato alla stanchezza della giornata e ovviamente anche a fattori fisiologici. Non puoi permetterti di pensare, devi solo andare avanti, non esiste pensare a tentennamenti, sai che sei a metà prova, devi continuare e dare il massimo anche se le condizioni non sono buone e se incominci a essere un po' stanco. Per noi è stata una notte lunga e pesante, per loro sono stati bravissimi perché sinceramente col mare mosso che abbiamo trovato le correnti contrarie a Pirano questa notte non pensavo ce la facessero. Si è creata una compagnia bella di persone che si conoscevano poco, abbiamo collaborato tutti, siamo stati tutti quanti bene. È stata una bella esperienza, oso dire da ripetere con ponderazione, non subito ponderandola. Comunque è stata davvero una bella esperienza, spero, anzi il loro record è più che meritato perché veramente è stata una gran sfacchinata, soprattutto vedendo quello che era la giornata e la navigazione. E la notte soprattutto, sì. Tutti fuori sopra coperta, a vedere gli atleti che camminano, se avevano difficoltà. Comunque dai, è stata una passeggiata dura ma è stata buona, bella, si poteva fare. Dichiaro ufficialmente chiuso il percorso di tentativo di Guinness. Per il mio conto, per i calcoli fatti, mi risulta effettuato. Sì, ho dato adesso l'alter fine corsa, fine prova. No, devi andare intera. Sì, lo confermiamo, dunque in 24 ore e 35 minuti hanno percorso 200 miglia marine e con tutto ok. È stato adesso dato lo stop per me, per quanto mi risulta dai conti, dei tempi che avevamo preso giù, il Guinness è omologato. Beh, la città di Jesolo è molto soddisfatta e orgogliosa di aver appoggiato questa grande impresa. Io personalmente ho partecipato da terra mentre il programma era che dovevo accompagnarli sulla barca di supporto, comunque l'emozione è stata tanta, gli sono stata vicina e cosa dire, grandi e grazie a loro se Jesolo può portare avanti queste belle iniziative. Questa è una grande dimostrazione di come lo sport sia portatore di valore, perché fare una traversata di questo genere significa essere veramente forti psicologicamente. È uno dei grandi valori dello sport, sia Roberto che Cuzzolin sono stati veramente straordinari. Da parte del club del Panathlon credo che siamo orgogliosi di averli i nostri soci perché ci danno un esempio di grande valore e di come oggi queste grandi sfide possono essere affrontate. Potrebbe essere un bel messaggio anche per il momento in cui sta vivendo l'Italia.